Amici bellini, è notte, quindi nel silenzio della notte noi piano piano, un contenuto leggerissimo in attesa della partita perché si gioca, non sappiamo chi gioca perché abbiamo sentito di vari infortuni, lo sapremo presto, ci sarà la live, però io mi diverto moltissimo con le maglie, quindi andiamo a giudicare. E nei giudizi, onestamente, nessuno può dire niente perché è una questione di gusti. Voi vi potete dire la vostra, io vi posso dire la mia, non cambia veramente nulla. Omar Al-Shamiri, Viromar, guarda è bello, chissà da dove vengono i nuovi iscritti. Un abbraccio a tutti voi e andiamo a fare questa cosa. Ci tengo però a fare una distinzione, queste sono solo le maglie home, attenzione, perché nelle maglie away ci sono delle cose molto belle. Se questo video raggiunge, non dico assai, 900 mi piace, facciamo il secondo episodio con le maglie away perché cambia molto. Andiamo, ci spostiamo di qua e partiamo con l'Atalanta, ovviamente in ordine alfabetico. Ringraziamo Sky che le ha messe tutte insieme. Manca il Pisa, noi poi ci lamentiamo che la nostra maglia arriva tardi. Il Pisa, che stiamo facendo? Non si trova da nessuna parte, non ci sono notizie della nuova maglia del Pisa, ne possiamo commentare 19. La maglia dell'Atalanta, onestamente molto semplice, però è arrivato il momento per voi di accusare questo rosso in petto che non sempre con il blu, con l'azzurro sta bene. E quindi andiamo a vedere anche le nostre tier list cosa prevedono, perché a me piace la semplicità, ma perché il dietro deve avere questa cosa così che cambiano le cose alle volte? Ma perché fate così? Insomma, nella nostra tier list qua abbiamo mondiale, indosserei, decidete voi, mi dite voi nei commenti. Nope, proprio non mi piace. E ma perché? E questa è quasi un ma perché. In realtà, vista la lete, visto quella roba dietro, io me ne vado con nope e non mi convince. Poi il resto delle maglie secondo me sono in generale belle, ma andiamo. Se poi ci soffermiamo io poi se laggo è colpa della pubblicità. Se ci soffermiamo sulle away la storia cambia, ma passiamo al Bologna. Qui loro possono soffrire secondo me un po' del rosso diverso dello stemma della Coppa Italia con il rosso effettivo della maglia. A me quella del Bologna dell'anno scorso piaceva assai, i richiamini gialli a me fanno impazzire. Questa qui onestamente ci sono delle incongruenze che non mi fanno impazzire, nel senso che poi sulla manica c'è più rosso che blu, quindi non c'è. Decidete voi. Non saprei, non la indosserei onestamente, ma non è nemmeno da buttare, decidete voi. Il Cagliari c'ha lo stesso problema, molte maglie hanno questa divisione, insomma, dove poi bisogna gestirli i colori. Mi sembra un'operazione abbastanza di semplicità questa qua, non mi fa impazzire lo sponsor onestamente. Il doppio sponsor, il doppio malto sì, ma il doppio sponsor non mi fa impazzire. Lascio anche a voi qui la scelta, decidete voi. Mamma mia, le maglie away, lasciate like per le maglie away che ci divertiamo. E qua invece attenzione, perché io poi devo decidere se quelle che indosserei sono anche dei capolavori oppure no. Però la maglia del Como, mi piace il tono del blu, mi piace il richiamo insomma del lago e dei riflessi del sole sul lago. Forse non è capolavoro semplicemente per questa divisione che continuano a fine. Non ho capito perché il fondo dove deve stare il sedere, diciamo, deve essere per forza diverso, non lo capisco, ma anche per una questione. Ragazzi, poi non fate sembrare che vi stanno cascando i coglioni per terra, cercate di essere prospetticamente propositivi, dai. Schimi di Botti. Di blu, di azzurro, di mare, di lago, indosserei. Cremonese, io qua vi ricorda un po' il calcio mio e questa è una maglia unica, perché ditemi quali squadre hanno questo doppio colore, il grigio e il rosso, doppio colore che si sposa bene secondo me. Poi mi ricorda il calcio che fu, e inoltre c'è un particolare a me caro, che c'è la musica. Ci sono questi pattern delle note musicali che omaggiano Cremona come capitale del violino e della musica a livello internazionale. Dai, è una bella storia. Direi che questa maglia è mondiale.
mi piace proprio assai. Poi passiamo alla Fiorentina, grandi strisce bianche, forse troppo, ma a me non dispiace, ispira la stagione storica del 99-2000, mi piace il colletto, c'è la semplicità, se ci sono i richiami bianchi, ci sono i richiami bianchi, lo sponsor è in bianco, sì, direi di sì, è decisamente una maglia che indosserei, ma sempre da sportivo, diciamo. Ecco, qua secondo me loro del Genoa hanno risolto il problema del doppio colore che poi si deve alternare con questi richiamini gialli, i miei preferiti. Si fa in modo che non ci sono le due maniche magari con i due bordini rossi e quindi si crea l'incongruenza. A me sta maglia, nonostante non mi piaccia il doppio colore, secondo me l'hanno fatta proprio equilibrata. Mi allargo, la indosserei. Poi eravamo anche gemellati. La maglia dell'Inter ha fatto molto discutere. Io capisco ed è anche clever l'idea di far uscire la scritta Inter con le cose. Però si legge a malapena e vabbè, questo è. Io credo che se questa maglia non avesse una terza sfumatura di azzurro tra quelle che sono le righe, il blu, l'azzurro, poi questo verdino azzurro verde acqua, forse se lo sponsor fosse stato bianco oppure il giallo di cui è sopra, che poi l'Inter l'ha usato spesso, non mi piace. Ed è un caso che la seconda maglia a strisce nerazzurre io la metta qua. Nope, non mi convincono. Senza parlare, lasciate i like che vorrei parlare delle maglie away, vorrei veramente farlo. Dopodiché tocca a Locatelli, la maglia di Locatelli. Non è il rosa che mi disturba, perché poi è un colore anche storico per la Juve. Ah già, loro tenevano, perché questa è la Coppa Italia, quando tu la presenti prima ti puoi ancora mettere la Coppa Italia che hai vinto prima, ma quest'anno non ce l'ha. Insomma, c'è il rischio effetto codice a barre quando fai le righe così. Mi piace lo sponsor chip, bello pesante. Non mi fa impazzire però il font di Visit Detroit. Questa maglia va nel nope. Ma perché? Ma perché vediamo se qualcuno ci finirà, perché può essere che alla fine delle 19 maglie io qualcuno la metto capolavoro e qualcuno la metto ma perché. Intanto sta bene qua la Lazio, semplice, molto semplice, forse troppo semplice. Il fatto che non abbia uno sponsor la rende, da molti anni poi tra l'altro, la rende unica, ma la rende anche abbastanza banale. Mi dispiace dirlo perché poi la semplicità è un pregio, però si potrebbe osare un pochino, non lo so, decidete voi, dai, la mettiamo qua. Particolare la scelta del Lecce, non è brutta, perché poi il doppio colore va bene, non si esagera con i colori, però come prima maglia si perde un pochino l'identità del Lecce, quella che mi viene in mente. Non lo so, forse mi piace più questa qua, ma sulle away dobbiamo parlare in un altro video. Di conseguenza non è una maglia che indosserei, ma non è nemmeno una maglia che proprio dico di no, è media. Quindi anche qua decidete voi. Maglia del Milan. Onestamente, l'unica cosa di cui mi posso lamentare è lo stemma con i dettagli in bianco. Forse non mi fa impazzire, si perde un pochino l'identità del Milan rosso-nero. Qualcuno ha detto non siamo il Monza, levate quel bianco da... Per il resto però semplice ma identitaria, equilibrata sta maglia, onestamente. Sembra difficile dirlo, ma indosserei, se fossi indosserei, merita di andare là. E che dire qua? Se è vero come è vero che il colletto forse, vabbè, però è un'ispirazione che viene dal passato che dobbiamo accettare. Certo il capolavoro è la maglia away, però maglia del Napoli è sicuramente mondiale, non c'è dubbio. La maglia del Parma mi dispiace perché questa qua non mi dice niente, ma se andiamo a scorrere io qua godo tantissimo, ritorno proprio a Benarrivo, a Dino Baggio. Dobbiamo valutare quella home, questa qua non è brutta ma non mi scalda, decidete voi, perché è una maglia media. Qui non so se i tifosi della Roma si sono lamentati, sono molto sensibili sul tema della maglia. Non ho capito se sulla maglia home non c'è lo sponsor, così io la guardo, mi sembra bellissima, semplice, colori rispettati, lo stemma è quello là, uno dei tanti che loro hanno, perché poi se vai a quella che ritorna il lupetto in questa maglia qui, poi hanno presentato questa che fa molto discutere con il logo che non mi piace, però questa maglia qua a me piace moltissimo, al punto tale che la ritengo mondiale. Vedete come la semplicità, però c'è l'eccezione della Cremonese, ma la semplicità vince sempre per me. Mi piace sta maglia lo Sassuolo,
devo dirvi la verità, con le strisce meno accentuate e più verde che nero, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Poi a me piacciono gli sponsor grossi che si impongono, ma semplici. Sta maglia qua, vediamo dove va a finire, se è mondiale o se la indosserei. È mondiale. Maglia del Toro, anche qui siamo nella semplicità. Anche qua forse mi piace di più la seconda, ma noi dobbiamo giudicare la prima. E la metto tra le indosserei, che il sponsor è un po' invadente, un pochino. Qua onestamente loro hanno sto problema grande, che lo sponsor io sono Friuli Venezia Giulia è una cosa aberrante. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora... E hanno fatto di tutto per renderlo un pochino meglio a livello visivo, hanno rinunciato praticamente a parte delle strisce per far uscire però praticamente questo è un PDF, non è una maglia, e onestamente poi c'è pure il dietro che le strisce cominciano ma non finiscono. Siamo arrivati alla maglia veramente insopportabile. Va qua, ma perché? Ma veramente, ma perché fate questo ai vostri tifosi? Insopportabili. E poi in attesa del Pisa, non so se questa maglia avrà uno sponsor, però intanto nella sua semplicità c'ha questi dettagli un po' sfumati che non la rendono troppo piatta. Vi dirò, per me la maglia del Verona è mondiale. E quindi in attesa del Pisa fatemi sapere dove volete spostare Bologna, Cagliari, Lazio, Lecce e Parma. È arrivato forse il momento che chiudo questa pagina prima che arrivano tutti i virus possibili e immaginabili. Ci vediamo, lasciate i like se volete, in generale fate quello che volete, insomma è uno sfizio mio, mi fa piacere, sono un appassionato, non capisco tecnicamente quando una cosa è giusta, è solo gusto personale, ma sono un grande appassionato di grafica e aspetto i commenti di quelli che poi più professionalmente ne capiscono e ne sanno, perché mi interessa l'argomento. Ci vediamo live più tardi, penso che la live sia già pronta, lasciate i like preventivi e forza Napoli sempre. Al di là solo la maglia, ma è dentro la maglia i campioni, vediamo quali campioni andranno in campo perché scarseggiano.